Era una conoscenza comune che veramente mi ha sconvolto, tanto più che ieri mattina l'avevo incontrato al funerale di un altro caro amico dell'Avis e ci eravamo proprio salutati ieri mattina. Le parole si fermano in gola. Il sindaco Stefano Giuliato racconta di come Enrico Gerotto fosse molto conosciuto e stimato in paese anche per il suo impegno nel mondo del volontariato. Ieri sera la tragedia. Sono stati attimi terribili, un incidente tanto banale quanto tragico. Il pensionato stava potando un albero nel giardino della sua abitazione, ad un tratto è scivolato rimanendo infilzato con il volto in un paletto di metallo della recinzione. Sono state le urla strazianti dell'uomo ad attirare l'attenzione di un familiare, poi l'arrivo dei sanitari e dell'elicottero del SUME che lo ha portato in ospedale. Le condizioni però erano gravissime e poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere. La notizia ha raggiunto subito i vicini di casa e i cittadini di Conscio. In paese c'è incredulità e dolore. Quello che veramente mi ha fatto pensare, che mi ha proprio scombussolato emotivamente, è che già il figlio Ivan aveva avuto un brutto sinistro stradale e ne sta pagando veramente le conseguenze in quanto è tetraplegico. Quindi veramente era una famiglia che è già stata provata nel dolore e non ci voleva anche questa. Enrico Gerotto, ex ferroviere in pensione, era medaglia d'oro Avis e persona molto impegnata nel volontariato. Molto impegnata nel territorio di Conscio e aveva trasmesso questa grande passione anche ai loro figli, tra cui Flavio, che è veramente nella parrocchia di Conscio è un factotum. I funerali potrebbero svolgersi sabato, anche se manca l'ufficialità.